Mettiamo ruota davanti. Questo ha un senso? Un dritto, uno stop? No. Chiave a 19 e chiave a 17. Sulla ruota davanti, senza buttare per terra la moto, volevo chiederti il raggio della ruota 23 e 19 dietro. e 19 la ruota dietro. Per avere comunque una ruota, il copertone ormai li compri solo online e Sì, ma anche il gommista comunque te lo trovo anche no. lui. E dentro c'è la camera d'aria, Camera d'aria. come nei PC. Esatto, sì. Montiamo su la ruota. Bene. Andiamo a fissarla. Per posto. Questa non mettiamo le utite, perché questa va tirata bene. Ok, però dobbiamo essere sempre pronti a cambiarla. in Esatto. caso. Se succede qualcosa che fuori ti serve magari l'altra, perché questa moto qua sta andando bene su quella pista, quindi dici non rischi. Tu intendi quell'altra nel senso della seconda La moto? seconda moto. Ok. E cosa fai? Vai a togliere la ruota davanti Della seconda. Esatto, e la vai a mettere su quella che stai usando. E nel frattempo si stende la seconda. Esatto. Quindi non andiamo a mettere le utite, però in gara io ogni batteria Direi. esatto, mi do un'occhiata. Gira, sta su, possiamo andare avanti. No. No. Ora dovrebbe essere già un po' più fissa. Adesso siamo arrivati al momento dove blocchiamo appunto la culla dietro per proseguire con Esatto. sella, ruota. No, sella. No, sella. Possiamo dare piastra motore, frizione, parafango dietro, quello che vogliamo. Adesso decideremo. Andiamo avanti un po'. Pezzo di merda. No, questa è allora, perché non so se si vede bene dalle inquadrature là. Vabbè, essere un ospite speciale, è arrivato da poco Nicola Scovati, che sta provando una moto non sua e smontata per metà. Sella. Il momento della sella, anche la sella ha Delle arete. Regolabile. Esatto. Ed è tra virgolette universale per tutti la sella, cambia solo l'altezza. Cambia l'altezza della sella. Una volta erano più lunghe, adesso sono tutte così, almeno che tu non vuoi modificarla o fartene fare una più lunga, cioè. Esatto. Anche Però perché la sella è questa, cambia solo l'altezza, questa è da 8 cm, c'è da 6 e da 10, Ok. 12 anche. Tipo Sì, l'Inval anche so perché- che usa. Anche perché comunque la sella, ricordiamo che su questa moto non serve a niente, cioè niente, nel senso, serve a Praticamente la usi fuori dalla curva e la usi tanto. poco. Ok, sì, perché dai il caricare, scarico, esatto. il peso dietro. In partenza praticamente diciamo non la usi perché sei seduto qua davanti, magari puoi essere appena qua, ma dipende. E poi diciamo che in entrata curva sei tutto giù della sella o appena sopra, dipende sempre dalla pista, diciamo. E sei appoggiato sul telaio. Su quella cosa di tipo tra l'unico e Terenzano. Hai differenze tu su quel lato lì? Metterti No. più giù, più su della sella? No, non è che cambia tantissimo le due piste lì, perché più o meno praticamente hanno lo stesso, non lo stesso, però ci siamo lì col grip e quindi non è una è durissima tipo asfalto e l'altra è. Più morbida. Esatto. E dov'è Sono che uguali. hai trovato differenze invece dove dici ok devo sedermi in maniera diversa? Tipo a Faro Varese che diciamo è una mini pista da Sì. piedi per allenamento, è durissima, anche se entri più caricato non succede niente. Ah ok. Ho sella composta da, sella e due staffe, una è quella posteriore, invece quell'altra è quella anteriore ha la regolabilità avanti e dietro, mentre quella dietro ha due fori fissi e la regolazione è sulla culla, le alette che dicevamo prima. Sì, quel foro davanti e il foro dietro. Esatto. Quello centrale? Quello Anche? usato, esatto. Ah ok. No. Montiamo con le alette della sella esterne rispetto alla aletta della culla e andiamo alla Lo prossima. montiamo su. Anche qua ricordati che andiamo a mettere le dita perché queste sono quelle che si svitano di più. A me è successo spesso che si svitavano queste. Quindi due viti dietro. Ed è successo anche in prova libera, adesso non mi ricordo in quale GP, però quest'anno è successo e ne avevo parlato nel video, che non mi ricordo il pilota, mi pare o Doyle o un pilota sostitutivo durante l'anno
che aveva il sellino fissato poco e quindi lo vedevi proprio che non riusciva ad andare. Anche qui andiamo a mettere un pistone in gomma sulla staffetta davanti perché va diretto col col triangolo, quindi Anche questo per smorzare la vibrazione. esatto. Non l'ho tirata benissimo neanche quella lì perché dopo muovendola deve scorrere un attimo per ok. le piastre del motore. Ah, serve per le piastre del motore? Sì, perché se è messa così non combaciano i fori, quindi bisogna regolarla dopo. Ok. Parafanghi posteriore che si vede la differenza da quello anteriore e l'archetto nero, metti le occhite anche lì? No, perché dove c'è l'antivibrante e in più c'è il dado autobloccante, diciamo che Non non so. serve, esatto. Tra l'archetto e il parafango dobbiamo mettere sempre dei gommini che servono un po' per la vibrazione e un po' come su quello davanti perché quando vai a tirare che non vai a pesare il palo, diciamo. Sì, anche perché è plastica, quindi Esatto. è un attimo questo creparlo. Comincia a prendere forma, capisce già qualcosa. Questo sarebbe lo stesso archetto che hai tu là, solo che è fatto in maniera diversa? Allora, questo qua io l'ho modificato anche con delle piastre perché essendo puglia vecchia Ah, ok. ci voleva il suo, solo che il suo non so dove trovarlo perché è più lungo. Ok. Invece quelli di adesso sono più corti. Sì. Ma anche proprio la forma è diversa, perché tu vedo che Sì, è piatto. questo è un tubo tondo. Quindi. Ecco, una cosa che mi hanno sempre detto, e chiedo conferma anche a te, di evitare di tirare sulla moto dell'archetto. O comunque se la devi spingere è un conto, Neanche. perché spingi dal sellino. Esatto, io tipo con i miei meccanici ho sempre detto di non spingere mai da qua perché quella davanti intanto è fissata solo su un antivibrante, Ok. quindi anche se guardi adesso vedi Sì, a forza di schiacci dai, magari si rompe. E non è questione che si rompe perché alla fine è un gommino. Sì. È questione che se succede in batteria devi sistemarlo Ah, ok. e quindi vai a perdere tempo. Quindi io preferisco spingerla da Sellino sella e schiena. esatto, però il parafango diciamo. Cioè, non sembra, però è delicato comunque come parte. Esatto. E qua ci siamo. Adesso Ok. procediamo con Con le piastre piastra motore e frizione. e frizione. Bene, ci siamo. Allora, in questo momento abbiamo frizione completamente smontata. Esatto. Non completamente, sì, completamente, però Praticamente. si divide ancora in altri pezzi. Che dopo faremo vedere. Tanto in Sì. 2 secondi si vedono. Le due piastre del motore che quindi sostengono il motore e E collegano il il telaio con la culla, il braccetto e pedana, Pedana, sì. per tenere Poggiapiede, su esatto. anche il piede, e ti chiedo invece quello, E l'altro è un distanziale. questo qua. Esatto. Il distanziale che serve per la ruota? No. No, serve qua sotto che tiene la distanza dei due piastre, perché quando noi andiamo a tirare questo qua, Tende a chiudere. esatto, questo qua va così, e Ah, una volta ok. che tu infili il perno e tiri, se no farebbe così. Ok, perfetto. Ottimo. Partiamo dalle piastre. Sì, bisogna partire dalle piastre e dopo guardiamo anche magari nel dettaglio le La pressione, sì, andiamo a vedere meglio come è composta e tutto quello che ci va dietro. Quindi mettiamola un attimo sotto, Io ho inserito il distanziale che parlavamo prima. e già così è difficile da mettere su. Vabbè, Ci siamo. sembra una cavolata, eh. Dall'altra parte va praticamente, non so come si chiama, un dado, praticamente. Non andiamo a fissarla del tutto perché dobbiamo inserire ancora il rinvio della frizione che dopo faremo vedere, però lo fissiamo qua davanti così la moto sta un più o meno ferma. La fissiamo con due viti ma non vanno queste alla fine, queste servono solo praticamente Per tenerla ferma. Esatto. Adesso mettiamo questo qua che serve, è obbligatorio, serve per tenere lo scarico. Obbligatorio per... Per legare, ok. è un fermo, dopo qua ho messo un morsetto e che se in caso lo scarico, la parte terminale dello scarico si dovesse staccare, non parte diciamo, ok. ma resta comunque attaccato Sì, per al sicurezza. pavimento. Siccome adesso tocca mettere sulla frizione, prima vediamo come è fatta la frizione, perché appunto è semplice relativamente. Sì, è abbastanza semplice, però
però anche, Ciao, dai. anche lei ha la sua importanza. Quindi ci spostiamo al banco e facciamo uno zoom un attimo sulla frizione e spieghiamo bene come funziona la frizione. Andiamo un attimo al banco. Frizione che abbiamo già la campana montata, però dopo la vediamo meglio anche quella, ed è composta da, Piatto ok, che va in battuta con i dischi, 6 bicchierini, 6 moglie, 6 viti. le mogli sono già dentro, quindi Esatto. Questa è la molla e questa è la vite per tirarla. Un fungo, diciamo, ok. pallina centrale e un altro perno che va all'interno, Il fungo è quello che spinge, che spinge il piatto. Va a appoggiarsi qua, quando tu schiacci la leva della frizione lo spinge in Lo fuori, spinge in e fuori. quindi i dischi non fanno più attrito tra di loro. Ok, i dischi invece vedo che ne Qua- monta tanti. Esatto, 4 dischi in sughero e 3 in alluminio. E la differenza di colore sta per un materiale diverso o è proprio Sì, il fatto che è nuovo? No, fanno dei dischi diversi. Quello rosso è quello che dura un po' di più di tutti. Ah, ok. È il più, diciamo, performance tra i 3-4 colori che ci sono. Dopo c'è il nero così, che questo è un modello Surflex, che dovrebbe essere l'intermedio tra il rosso e il verde. Dopo c'è il verde, che è quello più morbido, però rischi sempre di bruciarlo. Ecco, Cioè, anche più fragile, quindi. esatto. E dopo ci sono degli altri dischi che sono in alluminio e dentro, cioè sono alluminio l'anima, Ok. e qua ci sono dei pezzi neri, diciamo, in una miscela che fa Holger, un tedesco, e si chiamano proprio Holger e li usano tutti nel GP. Quindi sarebbero dei pezzi di sughero incollati comunque. Esatto. Cioè sughero, C'è materiale. un materiale, non so fatto come apposta. esatto. Qua abbiamo la campana montata come stavamo dicendo e c'è un dritto, un rovescio per mettere sui dischi. No, perché hanno dei scalini qua e quindi si fa, cioè non puoi sbagliare, vanno Vanno proprio in basta, tasca. esatto, inserirli. Va sempre un sughero, alluminio, sughero, alluminio, sughero, alluminio. Dopodiché andiamo a mettere perno, Fino in fondo. esatto, pallina e fungo. Ok, quindi questo adesso tra perno, il fungo e pallina arrivi dall'altra parte dove hai il filo della frizione da tirare. Esatto, cioè quando tu schiacci la leva della frizione, qua c'è dall'altra parte della campana c'è una leva, adesso io la premo e il fungo viene fuori. Quindi è come tu stai simulando il fatto Esatto. di premere la frizione. E infatti si sente anche la La leva che va. E Dopodiché va al piatto. il piatto ha un dritto anche questo? O Sì, c'è un puntino nel piatto, che è questo qui, non si vede? Sì, ok, si vede. questo qua, e uno è sul centro della campana, ed è qua. Ah, ok, proprio lì Tu sopra. devi mettere il buco qua con questo, se tu lo metti nell'altro Non va ti su, ma trovi. non ti trovi con i bicchierini. Ah, ok. Quindi anche qua diciamo che non puoi sbagliare. Esatto. Bicchierino, molla, vite. Le viti sono viti particolari o delle viti normali? No, sono viti che fate apposta, in alluminio, e sono fatte apposta per la frazione da spese. Ah, ok. Non sono una vite classica. Sì, non dicono, non puoi pensare di cambiarle con altre viti. No, cioè le cambi si possono cambiare, però devi prendere Le viti apposta. Esatto. Poi anche qua c'è tutto un mondo di regolazioni su... Sì, c'è chi dà 10 mezzi giri, chi ne dà 8, chi ne dà 12. Dopo ci sono una vastità di molle, tipo solo Hot Vice fa bianca e gialla. Dopo c'è quella di JK che l'ha fatta lui, dopo c'è quella Java, c'è quella originale Neb, c'è quella Bar, quindi ce ne sono Sì, anche ce ne lì, sono e tutte tantissime. hanno una coefficiente di, diciamo, la durezza della molla, una Diversa. più morbida, una più dura, quindi anche lì devi provarne una e vedere se ti trovi bene. Esatto. Ma il discorso dei mezzi giri invece cosa comporta? il mezzo giro, perché tu parti tipo, adesso parti da così, Quindi con il taglio verso l'alto. prima si regola che il piatto gira dritto. Ok. Una volta che tu il piatto gira dritto,
da lì cominci a dare mezzi giri o puoi fare un giro, solo che devi fare tutto il giro completo così. Ok. Invece il mezzo giro tu fai così e è un mezzo giro. Perfetto. E devi fare sempre, se lui il taglio della vite è in verticale, quando fai il mezzo giro devi rimetterlo giusto in verticale, perché altrimenti se io tipo adesso gli do al posto di mezzo giro, quindi che viene giusto così, gli do un quarto, qua mi schiaccia di più, tutti gli altri mi schiacciano uguali, quindi il piatto si muove storto e qua tocca magari il disco, quindi preme il disco e qua non lo schiaccia. Okay. E quindi la frazione magari ti tira o non parte bene o si scaldano i dischi, tutte quelle cose. E il fatto di avere più o meno distanza dal piatto cambia anche lì la partenza, perché comunque hai più pressione o meno pressione? Sì, ovvio. Allora, la ruota è già montata, e montata con la corona da 58. 58, la fissi di solito con Bastano 3 dadi oppure 5, ma comunque con 3 è a sufficienza. E dall'altra parte hai c'è il copricerchio. Il copricerchio, sempre 3 dadi. Più la boccola. Sia di qua che di qua. E il bello della ruota è il fatto anche che tu comunque puoi girarla. Esatto. Quindi entrambi i lati. Esatto, monti. Ma lo vedo che lo fate anche spesso in gara comunque. Beh, ogni batteria bisogna. Almeno quando sei per stare lì davanti con gli altri, se hai quello più forte che la gira, devi girarla anche te. Sì. Perché vuol dire tantissimo la gomma nuova, soprattutto in partenza. Anche perché considerato il fatto che girate sempre a sinistra e la gomma la consumate praticamente sulla sinistra. Si consuma solo una parte, dopo noi la giriamo e va a consumarsi l'altra. Ecco, una volta montata in questa maniera qua va messa con il suo supporto sulla culla. Esatto. Adesso vediamo. Per montarla sul supporto usi questo pezzo, com'è che si chiama? Brigo. Ok, usi il brigo che passa da una parte della culla all'altra. Esatto. Con i blocchi. Esatto. E i tiranti Esatto, questo serve per tirare la catena. Come stavamo dicendo prima, il cambio della ruota deve essere anche una cosa molto veloce, perché Sì, deve per forza essere abbastanza veloce, altrimenti una batteria magari vicino all'altra. Esatto. Una volta montata si guarda comunque, dopo quando monteremo il motore dovremmo regolarla di nuovo, perché adesso non so come è messo. Esatto. Però una volta che la metti su va regolata con gli appositi tendi catena qua. Ok. E la metti il più dritto possibile e gli dai la giusta tensione alla catena. Giusta tensione intendi tirare avanti e indietro la ruota, quindi. Esatto. E così tiri di più, cioè il motore fa più o meno fatica e di conseguenza. No, più che altro che se la catena è troppo molla, balla e può saltarti giù dalla corona. Ah, ok. E quindi spacchi tutto. Se invece è troppo tirata, quando magari fai una partenza che si tira un pelo la catena, si spezza si spacca tutto. Esatto. Quindi deve essere la distanza giusta e la tensione. Esatto.